Censura. La tua radio. Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno, a te la linea. Grazie, molto gentile, la nostra regista. Un abbraccione grande a Matteo, un abbraccione grandissimo a Tina, che non sta bene, un grande abbraccio ai nostri 14 radioascoltatori, ai quali siamo affezionati. Nelle nostre conversazioni del sabato abbiamo una settimana di passettini in avanti nel ragionamento complessivo, cominciato più di un anno fa, a giugno dell'anno scorso, e poi un ripasso, quello della settimana scorsa. Adesso, quest'oggi è la settimana del passettino in avanti. Abbiamo richiamato nel sabato scorso il contenuto, il testo dell'inno nazionale italiano, che fa riferimento alla grandezza di Roma da un lato, ma all'unità di intenti della verificatasi nella fine del XII secolo con la Lega di Pontida fra i comuni lombardi e contro per fare opposizione alle pretese dell'imperatore del Sacro Romano Impero Federico I Barbarossa, Federico I di Hohenstaufen. Ora, il canto degli italiani, l'inno nazionale, risale al 1849 ed esprimeva una tendenza, un desiderio sostanzialmente, cioè negli italiani si auspicava che si manifestasse questo spirito, lo spirito della Lega Lombarda, lo spirito che fu poi fondamentale per la stipulazione della pace di Costanza, quindi questi comuni, questi piccoli comuni, che si siedono al tavolo con l'imperatore, fanno valere i propri diritti, le proprie necessità e l'imperatore sta ad ascoltare e pastiziamente vengono a una soluzione del problema. Quella soluzione del problema che sarà poi base per gli accordi che lo stesso Federico I di Hohenstaufen stipulerà con i principi tedeschi con i quali litigava, con i quali era in lotta. Bene, questo spirito quindi viene chiamato, viene cantato come base di un popolo, un auspicato popolo italiano. E la domanda che di seguito a ciò che abbiamo detto in Mano e Rotti e delle considerazioni che si sono fatte è: bene, per avere un popolo serve che ci siano principi, valori, scopi essenziali che siano comuni, che siano chiari, che siano condivisi da tutti, non da parti, da tutti, siano generali. Perché non essendoci un popolo coeso, non è nemmeno pensabile che adesso possa fare capo un kratos, un potere, che potere esercita, che potere sovrano esercita un popolo come tale, che potere sovrano esercita nel momento in cui non è popolo. È un'antitesi, non sta in piedi. Ora, ci sono poi dei popoli, come i popoli svizzeri, il popolo svizzero, i popoli dell'Austria, che hanno trovato una soluzione, cioè mantenendo una loro stretta individualità locale, hanno messo appunto in comune, sono sostanzialmente confederati, quelli che sono principi, valori e scopi essenziali e si sentono popolo in quanto nello stesso tempo si sentono popolo nel loro cantone,
ticinese è ticinese, che ne so, Uri, Schwyz, Unterwalden, hanno caratteristiche proprie, si sentono i loro abitanti appartenenti a quei singoli cantoni. La stessa cosa avviene in Austria, dal Tirolo alla Bassa Austria. Tutti si sentono austriaci, però ciascuno si sente anche appartenente al popolo, tirolesi al tirolese, sono tirolesi, gli abitanti del Vorarlberg sono legatissimi al loro territorio vicino al lago di Costanza, al punto, che ne so, quelli della Carinzia si sentono appartenenti alla Carinzia. Ora, sono vari modi di composizione dei popoli. Questi vari modi comunque danno luogo a principi, valori e senso che sono essenziali, che sono condivisi. Possiamo dire oggi, a 170 anni, 176 anni dalla composizione del canto degli italiani, dell'inno nazionale, possiamo dire che noi, come popolo unito, quello italiano, come popolo unito, quindi giovane, perché risale all'epoca alla metà del XIX secolo, dell'Ottocento, possiamo dire che siamo effettivamente popolo che ha queste caratteristiche. Per certi aspetti sì, per altri aspetti no. E quegli aspetti che mancano vanno sicuramente completati, o almeno la direzione deve essere quella. Direzione che significa, nelle fratture, nei problemi dell'oggi, in particolare questo oggi caratterizzato da tempi di guerra, perché noi apparteniamo a un'epoca, questi anni di guerra. Queste caratteristiche, questa mancanza, questa incompletezza è venuta maggiormente in risalto, è venuta maggiormente in rilievo. Ora, la domanda che ci si pone è: ma perché questo popolo da 175 anni a questa parte non è riuscito ancora a darsi una composizione sufficientemente unitaria? Perché, prima di tutto, perché comunque la si voglia vedere, 175 anni di storia non sono sufficienti per creare un popolo, ce ne vogliono molti di più. I popoli, le popolazioni, i comuni della Lega Lombarda avevano alle spalle una lunga storia e si sono coalizzati perché avevano già da sé principi, valori e senso condivisi. Non si può dire la stessa cosa del Regno d'Italia, laddove indubbiamente i principi, i valori e il senso del Piemonte, caratterizzato dal dominio dei Savoia, erano diversi da quelli della Lombardia e del Veneto, per esempio, che erano sotto l'impero pur assoluto, ma sotto certi aspetti federale dell'impero d'Austria, da Maria Teresa in poi c'è questo aspetto di saper governare popolazioni completamente diverse da parte della casa d'Absburgo, Croazia, Slovenia, Cechia, Slovacchia, l'Austria stessa, Ungheria, cioè, la Lombardia, il Lombardo-Veneto, quindi popolazioni diverse che erano tenute con loro regole autonome che si davano anche da sé. Gli statuti, ad esempio, della Repubblica di Venezia sono stati tranquillamente conservati dall'impero austriaco e resi vigenti. Ora, Stato assoluto che però aveva questa caratteristica molto diversa da quella del Piemonte. Il Granducato di Toscana, altra roba ancora, di Stato della Chiesa, assolutistico e più assolutistico non si può, Regno di Napoli, Regno delle Due Sicilie, altra roba ancora, spagnoleggiante,
assolutistica in un'altra forma ancora. Insomma, unificare all'improvviso, in pochi anni, tante differenze non è facile. Lo si è voluto imporre, lo si è voluto fare in un modo, secondo un sistema, tra virgolette, massonico, razional massonico. Sostanzialmente è un popolo, quello italiano, è un popolo giovane che queste profonde differenze, profondissime differenze culturali, sconta ancora oggi. E nell'ambito della sua unificazione, che è pur sempre un dato di fatto, positivo sotto il profilo della reciproche interessenze, quindi non c'è niente di negativo, semplicemente il modo con cui queste interessenze avvengono, che può essere, anzi è discutibile e viene discusso, ma questa gioventù, questa unificazione accentrata ha reso difficile la formazione di un comune sentimento popolare, pur essendoci unità di lingua. Oddio, all'inizio del secolo scorso ognuno parlava il suo dialetto, l'italiano lo capivano in pochi, per saperlo scrivere meno ancora. Però insomma, erano comunque dialetti che in qualche modo potevano fra loro in qualche modo comprendersi. Erano popolazioni che in qualche modo si comprendevano, avevano traffici commerciali consolidati, avevano un'arte, voi guardate l'arte, che con diverse espressioni a seconda delle latitudini, però si vede, si capisce la bellezza dell'arte italiana, un suo fondamento sostanzialmente unitario. Quindi legami forti ma non sufficienti per poter dire che quello italiano era un popolo. Del resto non è un caso che gente che di governo ne sapeva, come il principe von Metternich austriaco, come lo stesso Benito Mussolini agli inizi del secolo scorso, da un lato Metternich diceva che l'Italia era una mera espressione geografica, dall'altro Mussolini stesso diceva che governare gli italiani era praticamente una cosa impossibile perché tante erano le differenze al loro interno. Questo diceva uno che faceva dello Stato unitario, autoritario, faceva un dogma. Quindi è un dato oggettivo che fin dall'origine ha espresso, non riuscendo a trovare una via di dottrina sociale, chiamiamola così, cioè di condivisione di principi, valori e senso fondanti, solidi, diffusi fra tutta la popolazione. Ricordiamoci che agli inizi del secolo scorso soltanto il 9% della popolazione sapeva leggere e scrivere, e nelle statistiche fra quelli che sapevano leggere e scrivere erano anche conteggiati quelli che sapevano apporre soltanto la loro firma. Quindi siamo a questi livelli. Ora partiamo da lì. Quindi ci sono elementi caratterizzanti unitari sicuramente, però non sufficienti per poter parlare di un popolo in senso pieno, un popolo che possa esercitare un suo potere. E infatti lo dimostrano anche gli sviluppi della storia dall'unità d'Italia, dalla metà dell'Ottocento in poi. Si sono sviluppate in definitiva più che il senso comune, si sono sviluppate le ideologie. I governi che hanno caratterizzato l'Italia anche durante la permanenza del Regno d'Italia, che ricordiamoci, il re d'Italia, Savoia, era re d'Italia per grazia di Dio e volontà della nazione, quindi c'era
e la posizione del potere era questa. Quindi nel momento in cui parlare di Kratos del popolo era un pochettino difficile, cioè al massimo poteva esprimere il gradimento nei confronti di un re che aveva avuto la grazia di Dio di essere lui il re. Cioè, questo è indubitabile, è un dato storico, ma non è che risalga tantissimi anni fa, era una cosa valida fino alla metà del secolo scorso, cioè a 70 anni fa, era così. Ora, se avete dei vecchi atti notarili in casa, vedrete degli acquisti fatti dai vostri nonni o bisnonni, vedrete che l'intestazione è proprio quella nel nome di Sua Maestà dei Tali, per grazia di Dio e volontà della nazione, Re d'Italia. Quindi è proprio ufficiale. Parlare di democrazia compiuta o almeno di tragitto verso quello, anche formalmente, non è facile, non è stato facile, addirittura fino alla metà del secolo scorso. Indubbiamente, in un processo così difficile, anche culturalmente difficile, territorialmente difficile, perché è indubitabile che in questa portaerei che è l'Italia, che si estende nel Mar Mediterraneo, le differenti latitudini hanno dato luogo e hanno avuto vicende storiche, civiltà diverse, quindi che vanno composte, per le quali vanno trovati quei principi, valori e senso fondanti per essere popolo e quindi per poter esercitare un kratos, un potere effettivo. Ora, l'hanno fatta da padrone, in una difficoltà di questo tipo, l'ideologia. Ricordiamoci la prima, la sinistra storica, la destra storica, poi il fascismo. Il fascismo, che ricordiamoci, è socialismo patriottico, entra in gioco nel vuoto di idee caratterizzato da un padronato, da una nobiltà che aveva ancora un senso di appartenenza feudale e proprietà agricole vaste, con questi contadini che erano un po' di più di servi della gleba, ma mica tanto poi di più. Ecco, in questo esplode come novità benefica, se ben chiaro, anche se ideologica, anche se logicamente da contrastare, però come realtà benefica irrompe il socialismo. Irrompe il socialismo che in Italia si contrappone al socialismo rivoluzionario di marca sovietica, di imitazione sovietica, che inizia le rivolte, e rivolte anche più che comprensibili per lo stato di oppressione presente nelle classi popolari, e si presenta come socialismo, adesso si contrappone un socialismo patriottico, che poi viene denominato fascismo, ma in realtà è socialismo patriottico. La contrapposizione sostanziale è sempre fra socialismi diversi. Socialismo patriottico in Italia almeno, in Germania è socialismo nazionalista, in Russia, contrapposto allo zar, il socialismo sovietico, socialismo delle strutture che prevalgono sull'individuo. Ma sempre di socialismo si tratta. Ora, questa contrapposizione va avanti sostanzialmente fino alla fine della guerra, ma non solo, prosegue anche dopo. Con la Democrazia Cristiana cessa per certi aspetti la forte connotazione socialista, perché prevale quella di fedeltà a una religione, o meglio, a una dottrina sociale della Chiesa, che nel frattempo la Chiesa, davanti all'avanzare delle istanze socialiste di una parte o dell'altra, aveva per conto suo elaborato, soprattutto, prima di tutto con Leone XIII, ma soprattutto con Pio XI. Con Pio XI era stata perfezionata questa dottrina sociale che puntava a valorizzare i principi, i valori, il senso, i costumi del popolo
italiano, unificandoli sotto questo profilo, quindi dando adito a una maggior coesione, e nello stesso tempo si contrapponeva al socialismo. Quindi alla fine della guerra emergono le due istanze che però all'interno della stessa Democrazia Cristiana trovano ostacolo. Cioè, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale riprende ad affermarsi anche fra le schiere cosiddette cattoliche del Partito Cattolico le istanze socialiste, e si riprende a parlare di una visione più o meno rosata, ma pur sempre di marca socialista. Ora, la domanda che dobbiamo porci è: ma un popolo che come tale, è la nostra ipotesi, è la tesi, anzi, come risultato finale, deve basarsi su principi, valori e senso generali, essenziali, condivisi, può fondarsi, può basarsi come dottrina sociale su un'ideologia? Questa è la domanda, perché quello che abbiamo vissuto nel secolo scorso, poco o tanto, è uno sviluppo di un'ideologia, quella socialista, nella società italiana. Ma un'ideologia che di per sé è una religione idolatra, quindi che pone dei dogmi assoluti che possono essere, anzi sono dimostrati tali, in contrasto con la realtà. Può essere l'elemento fondante il percorso lungo il quale un insieme di popoli, quali quelli italici, che vogliono diventare popolo, può. Questo trade union può essere il trade union perché questo insieme di popoli diventino popolo? Questa religione idolatra? No. No, perché? Perché allorché si ha un'ideologia, cioè una religione idolatra, non si ha più un popolo. Non si ha un popolo, in particolare per quanto riguarda la religione socialista. Non si ha un popolo, si ha una massa. Cioè il popolo diventa un insieme di numeri che rientrano in uno schema presuntamente logico, il quale domina, coordina e indirizza quell'insieme che non ha più una sua libertà, almeno una libertà di pensiero, ma è obbligato a essere irregimentato e a pensare in un certo modo, obbligatoriamente, perché l'ideologia è quella. Se tu sgarri, sei fuori. Ora, ciò che ha caratterizzato, quindi l'ideologia socialista, che ha caratterizzato fino ad oggi, fino a un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, al 2022, ha caratterizzato lo sviluppo della società italiana, non è, a mio avviso, non è stato congruo per la formazione di un popolo, quindi per la possibilità che quel popolo, pur addobbato dalle forme di democrazia, potesse effettivamente esercitare il suo potere. Quindi, mi dice la nostra amatissima regista che il tempo è concluso. Allora riprenderemo l'argomento settimana prossima, approfondendolo, rivedendolo sotto alcuni aspetti, per poi proseguire in quella che è la strada che dall'esame della democrazia, dei suoi elementi essenziali, alla sua crisi, alla necessità di una nuova dottrina sociale, che non è una dottrina scritta nelle università, sono i costumi della gente che creano man mano questa dottrina
questo modo di essere, perché affinché quello che è un insieme di popoli possa comunque diventare un popolo vero, con principi, valori, senso della vita condivisi. Viva questa radio, ringrazio la regista, un abbraccione a Tina, che non sta bene, e un abbraccione grande grande al nostro Matteo. A risentirci, a Dio piacendo, sabato prossimo.